Cari amici, questo è il numero 15 e come la via dive l'altra volta, è l'ultimo numero della serie russa. Dalla prossima smana e Pieruma la veste blöva, che sarebbe di smana nuova, vita nuova e vesta blöva. E poi una Pieruma nauta. Cambia vesta per noi vuol dire cambia un po' tutto, sì, ma non proprio troppo, ecco. Ma più avanti io parlerai del nostro prossimo programma. Adesso ne vado a punta a te per la 6 e il post a Mario Castagneri che parlerà sempre di nostri cruci. L'Italia è il paese delle chitarre, le canzoni, dal sol, le decisioni piala viva al parco e le tasse applicate con il discernimento di cite dell'asilo. Al sistema fiscale e la denuncia di reddito, come che si faceva e come che era applicata fino a quei anni fa, giustamente andasia non troppo. Troppe le possibilità di la franca, da sghiela, come che si dice. La legge presentava larghe smagliature, attraverso le quali tanta gente, troppa gente, aveva la possibilità di fregare rari come quando avoria. Zanduia, con il baracchin o con le sue mese manie, già con la vecchia legge fiscale, possibilità di fare il furbo hanno via poche. Adesso poi, con il sistema attuale di tassazione diretta, alla propria antunpe dal tutto. I grossi servei e l'alta finanza statale hanno deciso che per salvare la patria insieme a tutto il resto e andare al cumulo di reddito. Quelli e tutta la famiglia. Mi capisco che bisogna sacrificarsi per il bien comune, che spelnen fende avanti il carezzo e una tira da una parte e un'altra tira dall'altra. Ma contacci, possibile che qui cadevo per forza passare la biava al cavallo a dobbiamo sempre essere i medesimi? As dis, l'esempio viene dall'alto, invece per non che riguarda il risanamento della bilancia di pagamento, l'esempio viene sempre dal basso. E l'on che dà più fastidi è il fatto che qui che stanno out ha più ben guardia a seguirlo, sto esempio. Le cose stanno così. Se uno è sulla travagliere, le tasse le paga già direttamente con una trattenuta in stipendi. Se invece lavora con la fumna, le cose diventano così, per dire, umoristiche. Perché oltre a pagare l'uomo, anche la fumna hai paga con il sistema della trattenuta diretta. Quindi, come Sabastei neanche, col poco che resta, bisogna accumularlo e a spaga le tasse anche insieme a quella cifra lì. Roba da scianchese fino alle parpelle. Mentre gli altri, cui l'attività ed reddito non direttamente controllabili, a continua a sghiela e a fare la franca, trovando la maniera di contare sempre di bale nuove. Siamo un paese tanto, d'eroi e anche di bugiardi, perché se trattasse e non ognuno riguarda. Ma sì, va ben parei, viva la confusione, intanto paga il gancio ai pensa pantalone. Deve ancora salire, è sempre pieno zeppo, il posto non troviamo mai per noi. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madama Bunin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Chiariamo se Pautas. Ma cosa che fa?
A studiare il giornale a memoria adesso? Oh, c'era, Madame Bonin. Ma il giornale lo leso, neanche lo studio. Lo faccio per divertirmi, per svariarmi, ma svario più con il giornale che con Topolino, che lesa custa per esempio. A Novara morti in 600 contro un palo della luce. Certo che se sei morta sono tanti, né? Ma non si pautas, ma 600 è il tipo della macchina, non è il numero di morma, insomma, là. Ma lo sai, Madame Bonini, lo sai. Ma Laurio non fai mai a scrivere morti su di una 600 contro un palo? Oh, ma come che le pignel? Le cose basta capire, no? Per esempio, chi è la lettera al compromesso o no? Mia cara Madama, in Italia è una vita che viviamo compromessi. Cosa che aver non fa mi del compromesso storico, quando mi tiro avanti con i compromessi tutti i dì. Chi è il me cara misa, per non l'abitudine più re miseria anche quando è non al caso. Ma che continua a lese. Cosa che hai scritto in belle lì? Si buttano in due sotto la metropolitana di Milano. Oh, ma basta là. E già, non come Turin, se dovessi fare un articolo per la nostra città, dovrei scrivere si buttano in 100 sulla metropolitana di Torino. A parte il fatto poi che sai non quando che sta metropolitana torinese ha preso finita, eh? Già, alle proprie vera, sia in Piemonte tutte le volte che a strada a Fempartus sono cose nere. Più ma per esempio i raddoppi della linea Modan. E ben? E ben cosa, ma che lesa al giornale, all'ambitaie tardesani, all'hanno spenduto 1 miliardo a Fempartus e 2 chilometri. Un partus che poi serve a niente perché la galleria tra Esile e Chiomonte, che il P, devo ancora fela, sono 6 chilometri ancora da fe. Noi la fin di travaglio e lo vedremo a Pinang, sicuro. Però è la fin di miliardo che costerà il raddoppi e la vedremo prima, che sta capito tranquillo. Madama Bonin, ma in complimento con chi la? Al suo spirito è sempre pipè, purtroppo alle proprie parei, Salo. Meno male che le vicende sportive hanno salvo un po' dalla monotonia. Perché? Chi è al football, all'udiverne, ai piace proprio parei, né? Bah, ma le neanche mi piace tanto, però costituisce qualcosa di diverso. Per esempio, con il calcio riusciamo a battere i tedeschi, e smia poco, sia pura grazie alla Juventus. Musi pautasse che dismenti anche il Turin, che è una squadra turinese che fa onor alla mole. Ma scapis, anche il Toro è forte. Ma che purtroppo le speranze del Toro restano sempre castellini in aria. Vorremmo sempre più lo scudetto e poi tutte balle, le classiche balle del Toro. Musi pautasse, ancora una volta devo ricordare che al suo cuspecchia la lana signora, quindi che modera i termini e che disana in certe parolune, né? E va bene, Madama Bonini, diciamo scusa. E a proposito... E per carità, a proposito pignante, alle fase l'ura beata, c'era ne musi pautasse, rea? E va bene, allora vedi la Madama Bonini. Turin è sempre stata la cuna di industrie famose che fino dai primi anni del 1900 hanno buttato la smensa dell'espansione industriale di nostri dì. Antuna a queste industrie, fra le più rinomate e tradizionalmente turinesi, l'uomo trova una registrazione e diria veramente storica ed eccezionale che adesso è un fumascutè. A strata a una canzone che quasi 50 anni fa reclamizzava per radio una fe che ancora anche è più matuti. Se vuoi scacciar dal sangue i tristi umori, se vuoi scordar fastidi e creditori, depurarti devi presto con un mezzo dolce resto che ti vado a consigliar. Sta chiuso in una breve scatoletta, lo vende ogni speciale che si rispetta, e se è pur di tenue costo, se pur tiene poco posto, gran miracoli può far. Euchessina, tu sei dolce come le miele, tu dell'egra umanità sei l'amica più fedele. Euchessina, sei fattor di gioventù, al mondo nulla serve, come sai servire tu.
Quan che superga all'Al Capel. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Sia Iesudur che arriva. Ciao Rensin! Atlucil Farinel! Allora, la propeniente da chiamarmi anche. Ti Rensin e pensi sempre che sia il solito ficanas, ma lei non è vera, e sti che t'ancise. Per esempio, e sai mai se travaglia o no? Adesso dimmi un po', cosa ti fai? E travagli? No, adesso come adesso, e sono disoccupato. Adesso come dopo, ti è la proprio la schiena a vedere. Ti stasi, Nastasi, guarda che mi la volontà è là, a sono il padrone che capisco niente, e poi pretendo a cose impossibili. Come sarebbe di che pretendo cose impossibili? A sarebbe di proprio parai, per esempio, fino a ieri e fazia turna l'idraulico. A ieri un pesce lo fazia. Altro che, e l'hanno camminato al di prima. Parla pa e la resistundì. Ma per forza, al padrone, prima hanno detto che devo fare al suo assistente, e poi pretende che i rubinetti cambia me, e poi che cambia il tubo e che porta la cassetta di ferro. Insomma là, invece di essermi l'assistente, era quel che vorrei assistere. E ti allora essere licenziate? Ma no, e tu andai con Calantina l'oggi, che la mostrame a cambiare il rubinetto del bagno, per andare via, e me l'hai ridotto con il pompista. Con il pompista? Ma cosa che entro il pompista? Come cosa che entro? Alla staffato il tubo mentre che montava il rubinetto, pare le due campeggiano tocca a muraia per trovare la rottura. Intanto le hanno lagato tutta la cosa. L'avete veduto che spettacolo. Al mio adesso ad Alassio. Ah, lo immagino. E i pompista cosa che l'hanno dite? È lì che lo marisa. L'hanno detto che sono naso. Ma mia sono palasa mi fa paura. L'hai risponduto che mi come idraulico e sono una bomba. E i pompista? Sono al bilan perché l'hanno risponduto. Se c'è una bomba, perché ti stoppenando? Ebbene, in fondo, Rensin, e vede che la Madonna l'ha aiutate a non fare niente ant'allagamento. E la Madonna vorrei aiutarmi, aveva mal da fare me stare disoccupato, invece di essere da fare, a farmi trovare il lavoro. E vede che sei proprio infagnante. Ti langata porca, guarda che mi... scappa, maledetta maledetta. Faceste me dare al capello stuperca. Ciao Rensin, e saluto. Monsieur e madame, Franchin en parla dal suo paese. Cari amici e nostra ca, mi sono Franchin. Sono sì per contare che cose del mio paese, non mi sono nato a Monteoro. Paese caratteristico, bitanco in break, che ha tante cose belle, però anche tante cose brutte, no? Una volta, forse che le caratteristiche, arrivai in cardinale sulla piazza, la chiamai lì a un vecchiotto che era lì. Lei sa dirmi in quanti giorni morì Gesù Cristo? Ah, noi sappiamo neanche a fare ove che lei. Ne no, che va dal dottore e dice buongiorno, come va? Ah, va bene. Dottore, mi vorrei dire una cosa, no? Mi tutte le mattine a sesure e vado dal corpo. Parlo può, che alle fortuna, avesse a me l'intestino parecchio, andrei proprio bene. Ma, se il dottore è un brutto difetto, alla mattina in desvio dottore sono sempre pieno. Monteoro, tante quelle cose che succedono. Per esempio, vi contevo una a Pinot di Montai, che era un fenomeno. Fenomeno Pinot dell'arrivà, perché tutte le volte che partiva a fare quelle cose, capitava quelle cose. Una volta fuori da Montai, in Giotiren,
Era ancora non arrivato Ren che Calagiù girava per la città, no? Parei, le infilasse in cena, era 4 volte che andava alla cassa. La cassiera che lo guardava. Perché scusa, che è già 4 volte che fa il bietto? Fale per colpa mia che la mi scianca, no? Sortito dal cena, le andate a mangiare qualcosa in ristorante. Era ancora in entrata che era subito al cambrello e la portai un bel piatto d'antipasto che era anche un po' di olive in drenta, parei. A cercava ciappeste olive, alla bagnare 4-5 clienti che erano lì da usen. Il cameriere che si vede una scena così si avvicina a sto signore, branca una forciolina in infila una, fa musseus, fa parei, che si lo guardi, fa capisci che diceva quando sono strache, per forza. Stomo le stufiasse anche del ristorante, parei la torna, decide da più il treno e parte torna per Montei. Era ancora non montanza il treno che diverta nel scompartimento, era una cubbia imbrassata e farà la seconda e fa cosa interessa che è il museo. Più avanti, in altro scompartimento invece era un tipo tutto strano, quindi intanto mi ha permesso la gente, permesso, usava sul finestrino e poi criava bravo. Nel momento tornava, se la gente torna permesso, usava torna sul finestrino, tornava a criare bravo. Dal momento il museo fa scusa, ma che è già 3 o 4 volte che una fresa perché montano le scarpe. Poi a Duarte Sfinestrin fa la corrente, poi a crea bravo, fa che lei in gamba, è smacchinista alla Bagliana Galleria. Comunque arrivassero e salvo Montei e lei capì cosa succede nel paese. Un'altra volta è un acconto per di aute. Al nostro amico Domenico Serengai, al Turineis che sta a Milan, alle torna venuta truene per cantare una sua canzone. Viva al Munta Pietà! Per piesi silenzio, ricordeve che belle si sumano nel mercato vacche bucin, ma la sala d'incanto al Monpietà. L'offerta va fatta a voce alta e squillante, se non va a finire come ieri, che non è stato obbligato a comprare un paio di causette a seconda mano per 10.000 lire. Sì, perché va la cifra che capisco me. Attenzione, perché anche evito man incanti trova di gran valore. E lo man martella dentro la testa al fior che suona la chitarra elettrica. E lo man l'apparecchio anti-smoke, fai come il bottifuio di cotone che s'anfilo entro la buca e entro il naso. Lo man apparecchio brevità per stempensima gli autobus l'azienda tranviaria, cazzopato come se fosse una maionese. E poi finalmente alle matrimoniale elettronica antidivorzio che risolve finalmente il problema di coniugi caronfo. Infatti quando una ronfa l'altra si ha al botone, all'età di vita, mese va a finire al Bur San Paolo e mese al Bur dal Fum. Offrite, viva il Monpietà, che adesso a te sta roba sporta qua. E poi una mostra vera rarità, guarda la benca le tutta d'or doblé, anche le mesdia segna già 3 volte le garanzie d'or dal Serraie, e finalmente ecco la meravigliosa invenzione Madame Arata Blanca ciapava le piules con le man, ma per non la si scapiede si ciapa con i pe, perciò la brevità una pantufola ciapa piules. Chi aveva la pantufola ciapa piules a Madame Arata Blanca? All'Embelgadan! Offrite, viva il Monpietà, che adesso a te sta roba sporta qua. Ecco invece al cor dal reato che la spediale neve Giotto la cantina di Rata al re di Falsari. Sì, signor, Giotto era un campione a falsificare i bietta banca, ma un breddia lavoro su il suo caplavoro, alla faita un bietta banca da 2.000 lire, alla arrestalo mentre la via truana misca e lo cambiava con 2 bietta da 6.000 lire l'un. Offrite, viva il Monpietà, che adesso a te sta roba sporta qua. Adesso presento un'invenzione chimica che neanche al balone la troverete venen. La pastiglia di bagna cauda sintetica, che equivale a una brenda di bagna cauda. Potremo mangiare tante da ste pastiglie, il vostro alit saprà sempre violetta. E per finire l'incanto frodese un briquet. All'imbriquet che va la piche due bœuf. All'imbriquet svedese corugnet con il qual Nerone a Roma alla dai feu. Offrite, viva il Monpietà, che adesso a questa roba sporta. Offrite, viva il Monpietà, che adesso a questa roba sporta qua. Le lezioni a Sundausine e Gipo a Velnen Arzighede se buccia come sindic. Dalla prossima smana perciò a cambierà personaggi. Alle quindi giuste che per domani l'occasione da scutelo ancora ante le vesti a primo cittadino.
Monsieur e madame, alle sì con noi, Gipo Parassino. Miei cari compavesoni, anche oggi sono obbligato a fare diverse dimostranze circa il vostro senso di devozione per il vostro sindaco e la vostra amministrazione. Ne, lo sai ben, anche se sono il primo cittadino del nostro paese, sono anche il migliore e il più modesto. Io non sono un uomo che faccia della politica sporca, no? Mia sono una forse qui e drumo che fanno parte dei partiti, che diciamo partiti, ma sono proprio partiti per niente, perché sono ancora là, tutti seduti alla mansa dello Stato. Capisco che finché intermunicipio io der testi come minuti, così per un andeban, ma che mi oitri a voglia di giro, che neanche da zoo zoologico, io tanti bestie commentar come l'olè, ecco, l'olè va proprio in ansia. Qui è bestie e ne una sola quelle minuti, con la testa da presepio che pretende diventa sindaco. Figuratevi che l'altro smonga, il segretario alla Ciamolo per dire che gli mancava una pratica per l'asilo e che al do misura gli ha portato una suora e gli ha detto: ecco segretario, una più pratica di questa per l'asilo non c'è. Ah, che roba! Hai proprio una testa che basta bitare in mani per farlo diventare una mossa. Gli altri smonga, anti suo discorso, ha detto che su lui leggi che ha il sindaco chiaro farà asfaltare anche i campi, per indessa in macchina, roba da fare 6 cavalli anche qui, splò come ronghi. Io da molto tempo porto pazienza con il parroco, ma adesso devo confessarvi che ne proprio a basta. Se con chial mi dovrei sempre fare degli stanziamenti a favore della sua parrocchia. Ma intanto per anche Vitesia a feie sti rubocoli mi tagnan la lira a lugheisa ben kerpe. Adesso era tocca inoltre. Andis che i cupa tragesia e tango pinan che quando carpieu la su passerava e che l'altra mattina entrando in gesia per dimessa prima ora trovò Gesi Cresco un rimpermeabile e io scalos. Ma cosa corpretante snegoziante vi marei mangiami me soldi questa frase che uciamo perché ora catessi una muturetta e vendensima la vespa e ben sospetta i me soldi e vendensima i tavon non serve insomma d'accordo. Come se mi savai sanare che la povera vicina quando è morta io la sai tutta la gesia e che ha l'or porco suo funerale cantava forte lo sentivo fino ad Alessandria e come se bastai sanare adesso vuole anche cambiare perpetua udische Maria retroveggia che la fa pinan e così sia a pidir bolichial che tor del Celestin la ragione un'altra e sbavusi e venir zanzivi moli. E lui urve della roba tendra, urve Piera Rosenga, quella del Mirinè, quella Vintoni, ma cus da scrivere popo mi fa stange Marietta anche su Rivegia. Se stiamo perpetua, e ben perpetua sia. Una volta più rend conto che me son come Garibaldi. Lui ha combattuto sulla Spriomonte e mi combatto sulla Spriocolle del nostro paese. Ancora una cosa. Io ho fatto la biblioteca civile in quel meraviglioso palazzo stile barotto piemontese, ma devo rendermi conto che tentare di allevarvi are come la vera testa naso. Il bibliotecario era scoperto che quei pochi libri che avete preso in prestito per la lettura ai manca der pagine. Perciò ho fatto severo divieto a tutti di andare al cesso con i libri per pulidevi, visto che i giornali segnano cosa casio e continui a dovrei foglie, non pagine di libri della biblioteca. Così, non leggendo, continuerete esidioso che credo che il pediatra sia il medico specializzato antiunci di pe. Va bene, adesso ne per riposta. E allora ancora una volta termino il mio discorso con l'ordine di gridare tutti evviva al nostro artistico sindaco!